Continuano le indagini dei carabinieri per trovare gli assassini che hanno ucciso il barman 25enne Sergiu Tarna con un colpo di pistola secco alla tempia. I killer sarebbero almeno due. I militari si stanno concentrando sulle ultime ore di vita del ragazzo, da quando la sera del 30 dicembre, verso le 20, aveva finito il turno a Bar Esquina dell'Ax di Mestre, a quando è stato ucciso circa 2 ore dopo, secondo quanto emerso dall'autopsia. Gli esperti stanno anche esaminando i due cellulari di Sergiu per capire con chi si fosse sentito. La pista più seguita al momento è quella della droga. Il 25enne potrebbe aver fatto un torto a qualcuno pagandolo con la sua vita. È verosimile che la sera della sua morte gli sia stato teso un tranello. I militari dunque indagano a tutto campo alla ricerca di prove, in primis il bossolo della pistola che ha ucciso Sergiu e di cui al momento non c'è traccia. E mentre le indagini proseguono, si è attivata una grande catena di solidarietà per aiutare la famiglia del ragazzo, in particolare la mamma. L'IBAN con le coordinate della donna è stato infatti diffuso sui social e tra le associazioni, ma anche amici e colleghi che stanno donando quanto possono per sostenere le spese del funerale, che sarà celebrato a Marghera o Zelarino quando arriverà il nulla osta da parte della magistratura. Ancora increduli, colleghi e amici di Sergiu davanti al locale Mestrino l'hanno ricordato, prima dedicandogli un minuto di silenzio, poi accendendo dei fumogeni colorati.